Girava con il lampeggiante blu posizionato sul tettuccio dell'auto per le strade del quartiere Sacra Famiglia di Padova. Una scena da telefilm americano, se non fosse che la vicenda, che ha per protagonista un avvocato, non sia così surreale. Il professionista 42enne infatti è incappato nei controlli della polizia. Una pattuglia della squadra mobile, dopo aver notato l'auto con il lampeggiante blu del tutto simile a quello usato dalle forze dell'ordine, ha fermato il conducente. L'ho acquistato su Amazon per allontanare gli spacciatori che ci sono in questa zona, si è giustificato l'avvocato. Peccato che sul vano portaoggetti della sua macchina ci fosse della polverina bianca. I poliziotti hanno notato l'involucro contenente la cocaina. La droga era stata appena acquistata proprio da un pusher nigeriano che l'avvocato voleva tenere a distanza grazie al lampeggiante. Ma non è finita qui, il professionista viaggiava anche con la patente scaduta. A fine serata è stato denunciato e segnalato in prefettura per il consumo di sostanza stupefacente.